Una bambina di 10 anni colpita da influenza di tipo B è morta all'ospedale di Treviso. Per l'azienda sanitaria La Piccola è stata colpita da una rara complicanza neurologica. Il coronavirus non c'è solo il fronte sanitario, l'epidemia rischia di avere conseguenze su alcuni importanti comparti dell'economia, bloccati i viaggi e collegamenti d'affari, l'allarme di Confartigianato. La scomparsa di Samira El Attar da Stanghella, il marito Mohamed Barbri in carcere, ha visto il suo avvocato e continua a proclamarsi innocente. Barriera di auto in fiamme, assalto nella notte lungo l'autostrada 1 all'altezza di Lodi a un portavalori della Vicentina Battistolli. Una scossa di terremoto di magnitudo 2,6 si è verificata nella notte a Bagnoli di Sopra, nella Bassa Padovana. Non si segnalano al momento danni o feriti. Cimice asiatica e altri insetti devastano le coltivazioni. Oltre 600 agricoltori in marcia con i trattori alla Fiera Agricola di Verona. L'appello alle istituzioni europee nei campi dicono è calamità. Ha 16 anni ed è uno dei migliori ballerini italiani. La storia del veneziano Riccardo Giorgio Gregolin, che ora cerca un pigmalione per realizzare il sogno di conquistare anche gli Stati Uniti. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, edizione regionale che parte dalla morte di una bambina di appena 10 anni all'ospedale di Treviso. Morte che sarebbe stata provocata da una rara complicanza virale legata all'influenza che aveva colpito la bambina. In diretta per noi è collegata per darci i dettagli di questo dramma che si è consumato al Cafoncello la nostra Francesca Bozza. Buongiorno Francesca. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Una bimba di 10 anni è morta all'ospedale di Treviso. Secondo una prima ipotesi, a causarne il decesso sarebbe stata un'encefalopatia necrotizzante acuta come rara complicanza neurologica post-infettiva, anche se solo il riscontro diagnostico potrà confermarlo. A comunicare la notizia la stessa ULS2 in una nota. La bambina sabato scorso aveva accusato febbre, l'indomani però la situazione era precipitata e la piccola era stata portata al pronto soccorso, dove è stata subito sottoposta ad accertamenti che hanno evidenziato un quadro clinico estremamente grave. Nonostante le cure intensive e l'immediato trasferimento in rianimazione, la situazione clinica della bambina si è progressivamente e rapidamente aggravata. L'attacco e la risonanza magnetica hanno confermato la severa compromissione cerebrale con interessamento dei centri vitali, nonostante un attacco eseguito appena poche ore prima non avesse evidenziato lesioni significative. La bambina è poi entrata in coma. Nel corso della notte tra domenica e lunedì sono state eseguite anche indagini di biologia molecolare su vari materiali biologici che hanno evidenziato un'infezione da virus influenzale di tipo B. E questo ha fatto sospettare un'encefalopatia necrotizzante acuta su base metabolico-immunomediata che potrebbe essere stata scatenata dall'infezione da virus influenzale. La conferma definitiva però si avrà comunque solo dopo il riscontro diagnostico. Nonostante gli sforzi e le terapie messe in campo dagli specialisti del Cafoncello, ieri pomeriggio il cuore della bambina ha smesso di battere. Al momento da Treviso è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Francesca Bozza. Naturalmente relativamente a questo caso è stato escluso anche un eventuale contagio dal virus di cui tutti parlano ormai a livello globale, il coronavirus, che tra l'altro ha diversi fronti di criticità, non solo quello sanitario. L'epidemia rischia infatti di avere conseguenze su alcuni importanti comparti economici anche per il Veneto. Fa paura questa epidemia di cui si conosce ancora troppo poco, ma le vittime in Cina salgono e in Veneto l'unità di crisi è stata aperta, ospedali e ULS allertate con vertici e riunioni per decidere come attivarsi in caso di pazienti sospetti. Ma l'allarme coronavirus ha aperto un altro scenario, il rischio di paralisi di alcuni comparti dell'economia veneta e trevigiana. Il turismo sarebbe il comparto, per esempio, di tutta la metalmeccanica in uscita, dei settori anche del sistema moda, perché anche noi abbiamo sul lusso abbiamo tante aziende che hanno come clienti quel sistema, e poi è evidente che non è un problema che riguarda la Cina, ma a macchia si espande anche sui paesi attorno, e quindi il problema è molto esteso. Una brusca frenata che a lungo rischia di causare gravi danni all'economia in un territorio come il nostro, da un lato vocato al turismo, dall'altro all'esportazione. Non solo, ma tante persone che viaggiano in quelle zone per affari ora sono costrette a rimanere a casa. I collegamenti per ora sono interrotti o ridotti al lumicino. È un doppio danno per noi, è un problema di mobilità
di merci, ma è un problema di mobilità di persone, oltre naturalmente a tutte quelle persone che devono andare in giro per lavoro o che sono in giro per lavoro, perché noi esportiamo macchinari, impianti, per esempio, però questi hanno bisogno dell'assistenza, manutenzione e quant'altro. Sarebbe opportuno, spiega Sartor, che vengano chiarite al più presto le dinamiche di questa grave epidemia. Per ora commercianti ed imprenditori sono in allerta, nessun movimento, in attesa di capire qualcosa in più. L'economia non viene da tanti anni buoni, un paio d'anni, non è ancora così strutturalmente forte da superare un'altra crisi, e auguriamoci che questi meccanismi possano essere quantomeno chiariti al più presto e l'economia riprenda. Abbiamo parlato di influenza, abbiamo parlato di coronavirus. A Scorzè invece si sta affrontando il caso di TBC che ha colpito un bambino nel pomeriggio. È previsto l'incontro con i genitori della scuola in cui questo episodio si è verificato per spiegare loro la situazione e come si procederà. Ci aggiorna la nostra Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno da Scorzè con il caso di tubercolosi in un asilo della zona. Anche oggi la situazione continua ad essere costantemente monitorata da chi sia dai medici della ULSS 3 che dagli uffici competenti del comune di Scorzè. La raccomandazione è sempre la stessa, in particolare quella ai genitori dei bambini, 150, lo ricordiamo, della materna dove si è registrato un caso di tubercolosi. La raccomandazione è sempre la stessa, quella di non farsi prendere dal panico. La situazione, infatti, lo ripetiamo, è costantemente sotto controllo e sono state attivate tutte le procedure previste. Raccomandazione che verrà ripetuta anche tra poche ore, quando a partire dalle 15 nel corso di un incontro con i genitori, le famiglie e il sindaco verranno illustrate tutte le azioni con cui si affronterà il caso. Ieri abbiamo sentito anche il sindaco di Scorzè, Nais Marconi, che ha parlato di questo incontro e di come i risultati del test Mantoux, cioè quello dell'iniezione di tubercolina che rileva dalla reazione dell'organismo alla presenza o meno di un'infezione anche latente, saranno disponibili 2 o 3 giorni dopo l'effettuazione appunto di questo test che verrà ripetuto ad un paio di metri di distanza per avere la conferma dell'assenza della malattia. E da Scorzè è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie anche ad Anna Maria. Ora veniamo alla cronaca, il caso della donna scomparsa dallo scorso ottobre da Stanghella nel Padovano. Il marito di Samira El Attar, questo è il nome della donna, il marito Mohamed è in carcere, ha incontrato il suo avvocato e ha continuato a proclamarsi innocente. Si sono incontrati in carcere Mohamed Barbri e il suo avvocato Daniele Pizzi, un primo lungo incontro faccia a faccia dopo il trasferimento in carcere a Rovigo e l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice. Mohamed, dopo la fuga in Spagna, resta in cella con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere della moglie Samira El Attar, scomparsa da Stanghella lo scorso 21 ottobre. L'avvocato è rimasto con Mohamed quasi 2 ore per spiegargli le accuse e i gravi indizi che pendono sul suo capo. Il 40enne marocchino è provato, piange e chiede della figlia e continua a proclamarsi innocente, spiegando di essere andato a Barcellona e Madrid per cercare la moglie. Mohamed ha detto che la notte tra il 21 e il 22 ottobre è sempre rimasto a casa e quindi non sa spiegare come mai il suo cellulare sia stato agganciato nei campi di Solesino, luoghi che sono battuti anche in queste ore dai carabinieri che continuano a cercare la donna nei pozzi e nei canali che si collegano ai fiumi Gorzone e Frassine. L'avvocato, in attesa di presentare in tribunale la strategia difensiva entro venerdì, ha invitato il suo assistito a raccontare tutta la verità e, nel caso in cui avesse veramente ucciso Samira, di confessare dove abbia nascosto il suo corpo. E ora veniamo all'assalto che si è verificato nella notte lungo l'autostrada A1 all'altezza di Lodi. Nel mirino sono finiti i furgoni portavalori della Vicentina Battistolli. Sentiamo i dettagli dalla nostra Gabriella Basso, che è collegata in diretta. Gabriella, buongiorno. Sì, buongiorno da Vicenza. Come dicevi tu, assalto la notte scorsa sulla 1 all'altezza di Lodi ad un portavalori della Vicentina Battistolli. Un assalto fallito grazie alla prontezza di riflessi e alla tempestività di reazione delle guardie giurate alla guida sia del portavalori che delle auto staffetta. Un assalto organizzato quasi militarmente. I malviventi avevano addirittura previsto una vera barriera di fuoco incendiando lungo la 1 delle auto per bloccare il mezzo.
Sono le 23 quando lungo l'autostrada all'altezza di Lodi un camion di fronte al portavalori rallenta inspiegabilmente. A quel punto, insospettiti, l'autostaffetta e il portavalori vanno in sorpasso. Il tir cerca di sbarrare la strada urtando il portavalori, ma sono più veloci e sorpassato il mezzo pesante, auto e blindato si infilano prontamente nell'autogrill lungo la A1. La decisione rapida salva loro e il contenuto prezioso del blindato dalla cortina di fuoco che li aspetta a pochi chilometri più in là. Da Vicenza è tutto, la linea torna allo studio. Grazie a Gabriella Bassoro. Una notizia battuta da poco fa dalle agenzie: la Guardia di Finanza ha scoperto una truffa dell'IVA per oltre 1 milione di euro, 1.300.000 euro con prodotti petroliferi, denunciati 6 veneti, tra loro un titolare ultra novantenne. Parliamo della Guardia di Finanza di Bolzano che ha scoperto questa ingente frode nel settore del commercio di prodotti petroliferi. Un sequestro preventivo di 1.300.000 euro è stato disposto dal GIP presso vari istituti bancari del nord Italia. 6 persone, 3 della provincia di Padova e 3 del Bellunese, sono state segnalate alla procura. Tra questi anche un ultranovantenne, una donna originaria di Belluno che gestiva delle compagini societarie per conto, anzi tramite la figlia. Naturalmente ulteriori approfondimenti nelle prossime edizioni. Ora veniamo al furto in casa invece del sindaco di Este, Roberta Gallana. La prima cittadina dice hanno portato via anche i ricordi. Stanno indagando i carabinieri di Este sul furto subito dal sindaco della città murata, Roberta Gallana. I ladri si sono introdotti nella sua abitazione nel fine settimana, approfittando del fatto che il sindaco fosse fuori casa. Nel bottino sono finiti oggetti preziosi e gioielli in oro, alcuni dei quali ricordi dei genitori. È stato proprio il sindaco, rientro a casa, ad accorgersi di quanto era accaduto. A Roberta Gallana non è rimasto altro che presentare denuncia ai carabinieri. Il bottino è ancora da quantificare. Ora invece a Resana, nel Trevigiano, dove 2 giovani sono stati arrestati con l'accusa di averne picchiati e rapinati altri 3, ma le versioni di vittime e aggressori sono contrastanti. Picchiati e derubati dai ragazzi che li avevano ospitati per la notte, i carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato 2 giovani originari del Ghana, residenti a Resana, con l'accusa di lesioni aggravate e rapina. Vittime 2 ragazze minorenni di Sospirolo e Valbelluna nel Bellunese e un ragazzo di 23 anni di Tombolo nel Padovano, che domenica sera erano arrivati in un appartamento di via Vittorio Veneto a Resana, dove abitavano i 2 ghanesi di 28 e 31 anni. I 2 che conoscevano le ragazze hanno consentito a ospitare il gruppetto per la notte, soltanto che a una certa ora li avrebbero svegliati minacciandoli con un coltello per farsi consegnare soldi e smartphone. E avrebbero anche alzato le mani contro una delle ragazze colpita alla testa e contro il 23enne preso a pugni, tanto da rimediare una sospetta frattura al setto nasale. I 3 hanno sporto denuncia, gli aggressori sono stati arrestati dai carabinieri, ma i militari, i 2, hanno fornito una versione dei fatti del tutto contrastante, riferendo di essere stati loro a essere derubati e di aver reagito per riprendersi denaro e telefoni. Una scossa di terremoto di 2,6 si è verificata la notte scorsa a Bagnoli di Sopra, nella bassa padovana. L'evento è avvenuto all'1,52 a una profondità di quasi 5 chilometri. Nessuna segnalazione d'allarme è arrivata da parte dei cittadini alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, quindi al momento non si rilevano danni alle cose o feriti, fortunatamente, visto l'accaduto. Ora parliamo dell'ondata gialla che ha invaso invece questa mattina la 114esima fiera agricola di Verona. Parliamo delle migliaia di agricoltori giunti con i trattori per gridare la propria disperazione. Bisogna fermare la strage senza precedenti, dicono, provocata dalla cimice killer. Molti agricoltori sono in ginocchio. La cimice asiatica, l'insetto killer dei raccolti arrivato dall'Asia, ha devastato i campi e i frutteti di 48.000 aziende in Italia, con un danno che supera i 740 milioni di euro a livello nazionale. A Fiera Agricoltura questa mattina la marcia dei trattori, un'ondata gialla per dire basta a questa devastazione. Dalla Marca sono arrivati a Verona oltre 600 agricoltori. Chiediamo che ci sia finalmente una decisione importante che
che dia la possibilità appunto di poter iniziare questo percorso con la Vespa Samurai per debellare finalmente questa piaga che ormai da anni perseguita tanti produttori. Credo che questa mattina i segnali che sono arrivati dai politici, dal Ministro dell'Agricoltura in particolare, dalla Ministra Bellanova e anche dai presidenti di regione siano assolutamente significativi per ben sperare che la cosa venga sbloccata al più presto. La cimice asiatica, che rovina tutto quello che trova nelle zone dove si riproduce, ha colpito, precisa la Coldiretti, pere, mele, pesche e nettarine, kiwi, ciliegie, piccoli frutti, albicocche, susine, nocciole, olive, soia, mais e ortaggi. Questo insetto, alieno favorito dai cambiamenti climatici, rappresenta ormai una vera emergenza per il nostro sistema produttivo. Sul palco, oltre al ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova, anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia. Penso che questi danni comunque debbano essere riconosciuti agli agricoltori. Penso che dobbiamo fare in modo che si controllino le frontiere, che l'Europa sia più presente, ma penso anche in tutta sincerità che il tema del blocco del pagamento delle rate dei mutui, dei contributi e di tutte le partite che si fanno in caso di calamità diventi realtà. Gli agricoltori devono essere aiutati, ribadisce il presidente della Coldiretti Treviso. Ci aspettiamo anche questo fondo mutualistico per le aziende che hanno sofferto in questi anni la produzione. Dobbiamo pensare che ci sono certe aree dove il raccolto è stato pari al 20-30% del potenziale, perciò è giusto e necessario che per queste aziende, per poter sopravvivere, abbiano anche uno sostentamento da parte dello Stato. In questo primo giorno di Fiera Agricola, Coldiretti ha mostrato la teca degli orrori con le specie aliene arrivate in Italia con il surriscaldamento, che hanno fatto strage nei campi coltivati. Ora ci fermiamo per qualche istante, torneremo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Abbiamo parlato di coronavirus in precedenza. Ecco, c'è un comunicato dell'Università degli Studi di Padova che dice che in seguito all'insorgere dell'epidemia di coronavirus a livello preventivo l'Università ha attivato dalle 9 alle 17 un numero di cellulare, il 335 100 8877, per tutta la comunità accademica, docenti, ricercatori ma anche studenti, di rientro da viaggi nelle aree colpite da epidemia di coronavirus, appunto, per fornire informazioni su come comportarsi per ottenere assistenza e minimizzare le eventuali possibilità di trasmissione. Nella nota si definiscono i comportamenti da tenere in assenza e in presenza di sintomi, naturalmente per capire, ecco, come procedere anche verso il rientro in Italia. Ora parliamo di Olimpiadi invernali del 2026, perché a Belluno c'è stata la prima uscita nazionale dei Big, inaugurata la sede di LUISS Business School e delineati gli scenari del futuro. Il racconto della giornata della nostra Tiziana Bolognani. Una giornata olimpica per Belluno, capoluogo delle Dolomiti, UNESCO Patrimonio dell'Umanità, futura sede dei Mondiali di sci 2021 e naturalmente delle Olimpiadi 2026, il primo grande evento nazionale proprio qui, organizzato da Confindustria Belluno Dolomiti, che in occasione della sua assemblea generale ha riunito i numeri uno della imprenditoria, dello sport e della politica nazionale. In mattinata l'inaugurazione del Lab della LUISS Business School, un polo, un centro di alta formazione a servizio del territorio e quindi delle imprese e dei giovani. Vi facciamo vedere i contributi del presidente della LUISS Business School Luigi Abete, del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia e del presidente del CONI Giovanni Malagò. Avere sul proprio territorio una capacità di formazione qualificata, riconosciuta a livello internazionale come è la LUISS Business School, è un valore aggiunto per tutti. Va nella direzione di pensare al futuro con positività. Abbiamo i mondiali di sci, abbiamo le Olimpiadi, saranno miliardi di euro di giro d'affari, ma saranno anche collegamenti intervallivi. È la Business School della LUISS e molto altro ancora. Insomma, Belluno esce da questo medioevo e guarda il Rinascimento. La politica è stata indispensabile, è stata fondamentale di supporto
però diciamo, la parte legata poi all'aggiudicazione insomma, è stata fatta da chi sa di che cosa parliamo. Questo forse potrebbe anche essere diciamo, un qualche cosa che può aiutare a ragionare in futuro, visto anche i discorsi sono fatti oggi sul distretto, sull'università. E come dicevo poc'anzi, il clou in Teatro Comunale per l'Assemblea Generale di Confindustria incentrata sul tema dei giochi di squadra, cui faceva riferimento proprio il Presidente Malagò. A fare gli onori di casa la Presidente Lorraine Bertone, che è stata molto severa nel suo intervento a richiamare la necessità di tutti nel fare squadra, soprattutto per riuscire a sopperire alla mancanza di infrastrutture. Insomma, senza infrastrutture non ci potranno essere le Olimpiadi 2026, ma non ci potrà neppure essere un futuro dopo, evidentemente una condizione condivisa anche del Presidente nazionale di Confindustria Boccia. L'idea della coesione, di ridurre i divari tra territori, di collegarli attraverso le infrastrutture che sono e dovrebbero essere una delle grandi priorità della politica, ma anche attraverso la cultura. Sappiamo benissimo che senza queste infrastrutture il territorio non potrà farcela, a prescindere dalle Olimpiadi. È un motivo in più per portare tutte le infrastrutture nei prossimi anni, ma dobbiamo guardare oltre, dopo le Olimpiadi. Questo è quello che si gioca su questo territorio nei prossimi anni. Non può più essere un parco giochi o una riserva indiana, lo diciamo, lo ripetiamo, anche perché abbiamo spazi immensi su cui costruire e creare il nostro futuro, il turismo, le imprese. Abbiamo tantissimo per poter crescere, per poter trattenere i nostri giovani. Da Belluno perciò è partita questa sfida per il territorio, per la sua crescita, per le imprese, con resilienza, continuando ad elaborare in modo creativo come le piccole, medie e le grandi industrie bellunesi insegnano a fare. Ha 16 anni ed è uno dei migliori ballerini italiani. Parliamo di Riccardo Giorgio Gregolin, veneziano, che sogna ora di conquistare anche gli Stati Uniti e per questo cerca un Pigmalione. Number 86, Riccardo Giorgio Gregolin from Italy, performing Swan Lake. Mi alleno da lunedì a venerdì sicuramente, almeno 30 ore alla settimana, quindi faccio una media almeno dalle 2 fino alle 7-8 della sera. Poi dipende quando abbiamo anche le prove, abbiamo dei concorsi, abbiamo degli spettacoli, spesso facciamo anche il sabato e anche la domenica. Giovanissimo per questa intervista è arrivato in redazione accompagnato dal padre, 16 anni appena, Riccardo Giorgio Gregolin, tra i migliori ballerini di danza classica d'Italia, con già un palmarès di grande rispetto. A Berlino, un anno fa, ho vinto sempre un concorso che si chiama Danzolimp a Berlino e ho avuto la possibilità di ballare in un teatro che si chiama Theater des Western e davanti a uno dei teatri più grandi di Berlino. Di Quarto d'Alpino, dove ha iniziato con i suoi primi semi-plié, ma Castellano di adozione, dove studia danza da anni, alzandosi anche all'alba per prendere il bus delle 5. E sì, il sogno di ballare è molto grande e un po' tutti ambiscono a quel sogno che è molto importante per un ballerino. Sogno che ad aprile, grazie alla vittoria realizzata con l'ultimo concorso internazionale a cui ha preso parte, potrebbe assumere il colore a stelle e strisce per volare dritto dritto a New York, ma la danza costa e molto e questo potrebbe rappresentare un impedimento, ecco perché si cerca un filantropo, sognatore e visionario par suo. Per spostarsi, per fare le trasferte, per pagare i concorsi, tutto il resto e non solo. Perché Riccardo potrebbe essere la prossima étoile alla Scala di Milano e perché no, dello stesso American Ballet Theatre di New York, danzando ancora con Sara Mastrogiovanni. La nostra programmazione, perché a ore 13 CGIL risponde, oggi mercoledì parleremo di disoccupazione in agricoltura con Sara Pasqualin della segreteria della CGIL di Treviso, Rosita Battaina neoeletta alla segreteria generale FLAI e Stefania Masier del patronato INCA.
Questa sera invece, dopo i telegiornali a 20:10, ci saranno Alessandro Berton, presidente di Union Mare Veneto, e Federico Canera, assessore regionale al turismo. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, io vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Benvenuti al meteo. Pressione in aumento, torna ad essere dunque stabile il tempo sul nostro territorio. Giorni della merla con clima tutto sommato mite. Il dettaglio di mercoledì 29 gennaio. Sul Veneto ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso, con probabili foschie o locali nebbie in pianura nelle ore più fredde della giornata. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime fino a 14 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà soleggiato infatti con cielo poco nuvoloso. Saranno possibili solamente locali addensamenti, ma del tutto innocui. Temperature minime fino a 5 gradi, massime tra 11 e 12 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, sole prevalente su tutti i settori con al massimo poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno a -1 grado, massime tra 9 e 10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.